Da un controllo alla circolazione stradale abbiamo trovato l'autista ubriaco e il passeggero spacciatore. Questa è l'attività di controllo del territorio, è stata fatta ieri sera dai carabinieri della stazione di Monte Livenza sulla Postumia. È stato un normale controllo della circolazione stradale che ci ha permesso di denunciare per guida in stato di ebbrezza un italiano di 39 anni e l'albanese di 28 anni, di arrestarlo e l'abbiamo condotto in carcere a Treviso. L'attività è proseguita in albergo con una perquisizione, albergo dove lui alloggiava da un paio di mesi, e all'interno dell'armadio in una giacca abbiamo trovato il resto della sostanza stupefacente. Partendo da 1 grammo di marijuana abbiamo trovato 26 grammi di cocaina. Riteniamo che all'interno dell'albergo non facesse assolutamente nulla, ma utilizzasse appunto l'area del Pitergino Mottense come circuito relazionale per la sua attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Poteva permettersi un albergo, ma era una base d'appoggio e aveva comunque una serie di contatti, questo lo stiamo ancora riscontrando, con alcuni pregiudicati della zona, e adesso stiamo cercando anche di comprendere qual era la rete dei suoi acquirenti.